Sportland è un nome non a caso, perché questa è la terra dello sport e noi vogliamo far diventare quest'area un punto di riferimento sia per gli sportivi che per le famiglie che amano trascorrere il loro tempo libero in mezzo alla natura per fare movimento. Un progetto fortemente voluto dall'amministrazione comunale che crede molto nello sport e nel turismo attivo, perché questa è un'area che la stessa Regione nel suo studio che ha recentemente prodotto ha identificato come un'area adatta a questo tipo di turismo, assieme al turismo slow. E la ricchezza di questa zona, che ha rocce bellissime, acque cristalline e una natura incontaminata, può diventare il palcoscenico ideale per chi ama lo sport e chi ama le vacanze all'aria aperta. E molto ampia difatti è l'offerta di discipline sportive praticabili. Si va dalle discipline nell'acqua quali il kayak o la vela sul lago dei Tre Comuni a discipline più adrenaliniche quali il rafting sulle acque del fiume Fella o il canyoning su torrenti, senza dimenticare poi il volo libero, in quanto questa zona per le correnti ascensionali si propone come una delle più interessanti e delle migliori per praticare il volo libero. E tant'è che proprio di Gemona è la campionessa del mondo di volo libero Nicole Fedele, che è un'altra delle nostre testimonial. E sono moltissime le manifestazioni che si tengono su questo territorio e quest'anno si terrà proprio la Coppa del Mondo di volo libero. Possiamo poi utilizzare la bellissima ciclovia Alpe Adria che ci unisce adesso al cuore dell'Europa e da qui possiamo raggiungere l'Austria e la Slovenia e sfruttare moltissimi percorsi ciclistici o cicloturistici adatti anche alle famiglie, ai bambini, come ci sono anche altri percorsi più impegnativi per delle discese mozzafiato per gli amanti del downhill, dell'enduro, della mountain bike. Da non dimenticare poi la possibilità di praticare il trekking d'alta quota, come di fare delle passeggiate in mezzo alla natura su un territorio comunque a misura d'uomo. Non dimenticare poi il tiro a volo con un campo molto attrezzato, il poligono di tiro, l'arco, la pesca sportiva, l'equitazione e molto altro che si sta sviluppando e sta crescendo piano piano. E poi il nostro fiore all'occhiello è il rapporto con gli sportivi sudafricani, che ormai da diversi anni hanno scelto Gemona quale base per la loro preparazione estiva. Tra tutti non possiamo dimenticare Wade van Niekerk, che lo scorso mese di settembre ha vinto la medaglia d'oro nei 400 metri ai mondiali di Pechino e sarà sicuramente una delle stelle delle prossime Olimpiadi di Rio. Moltissimi sono gli eventi già in calendario per la prossima stagione. Si parte il 3 aprile con la 61esima sci alpinistica del Monte Canin, e l'8 maggio con la leggendaria, una corsa ciclistica d'altri tempi. Il 15 maggio poi il Trail dei Tre Castelli, la prima di una serie di corse in montagna molto interessanti, per arrivare a fine maggio con la prima gara molto importante di volo libero. E la prima settimana dedicata ai British Open con atleti comunque provenienti da tutto il mondo e poi la Coppa del Mondo di volo libero che sarà in grado di portare nella nostra regione più di 250 atleti. A metà agosto, infine, la Coppa del Mondo di volo libero acrobatico sul lago dei Tre Comuni o di Cavazzo, attorno a cui ci saranno molte altre manifestazioni, tra cui l'arrampicata sportiva, la corsa, la vela, il nuoto. Una manifestazione che vuole diventare la vetrina del nostro progetto, vista anche la molteplicità di proposte che si possono fare sul lago, un territorio bellissimo che va incentivato assolutamente per la crescita del turismo nella nostra zona. Nel pieno dell'estate poi la Venzone Bike Week, una festa della bicicletta che avrà il suo culmine Venzonassa Marathon Bike, e la settimana successiva la prima edizione dell'Ultra Cycle Tre Confini, una gara massacrante che prevede un percorso di 460 km e 10.500 metri di dislivello, con sconfinamenti anche nella vicina Austria e Slovenia. In questo contesto territoriale non sono da dimenticare poi le varie altre manifestazioni di carattere enogastronomico, culturale, che sono già in grado in questi anni di attrarre migliaia di persone. Da non dimenticare infatti il Tempo Stesso Kunu che avviene a Gemona nella prima settimana di agosto, o la Festa della Zucca la terza settimana di ottobre a Venzone, o come il Festival dei Cuori a Tarcento a metà di agosto, o manifestazioni storiche come l'Epifania del Tallero a Gemona o l'Epifania di Tarcento, oppure manifestazioni più legate all'enogastronomia che sono già molto conosciute, quali la Festa della Mela di Tolmezzo a metà settembre, la Festa dell'Agricoltura a Resiutta, la Festa del Formaggio a Gemona nella prima settimana di novembre, oppure la Festa dei Lamponi e dei Mirtilli
a Trasagis a metà agosto. E tante altre manifestazioni, qualcuna ancora in fase di definizione, di cui potrete trovare tutte le informazioni necessarie sul nostro sito www.sportland.fvg.it.